Allora siamo con Laura Rosa, una delle tre sorelle che gestiscono un'impresa metalmeccanica artigiana a Casal di Scodosia. E voi siete tre sorelle, quindi un'azienda un po' particolare e lavorate nella meccanica. Prima cosa, è la prima volta che partecipate a una manifestazione organizzata o avete già avuto delle esperienze? No, noi è il secondo anno che partecipiamo a Subtech qui a Pordenone, sempre con Confartigianato, prima solo come provincia di Padova, quest'anno invece come Confartigianato Veneto, quindi un po' più in grande e con tanti altri colleghi, perché non sono concorrenti, per noi sono colleghi ormai. Sì, infatti questo aspetto di avere non solo i clienti che vengono a trovarvi, ma il fatto di avere anche delle imprese con cui poter instaurare dei rapporti, è una cosa positiva o la vedete come una concorrenza? No, noi non l'abbiamo quasi mai vista come una concorrenza, anche perché passiamo tutto il tempo assieme, sia durante i vari pranzi e cene e alla fine tante volte, soprattutto il primo anno, magari non abbiamo avuto tantissimi contatti con clienti nuovi, però abbiamo cominciato a collaborare tra noi, quindi ci si aiuta, ci si passa delle informazioni che possono essere sempre utili, ma soprattutto magari ci si aiuta nel momento in cui ho bisogno di un lavoro particolare che non riesco a fare, però ho un mio collega qui che può farlo, oppure mi chiedono lavorazioni che io magari non faccio, li porto direttamente allo stand del mio collega. Ascolti, tre donne che si mettono in questo mestiere, per giunta in un'impresa artigiana, quali sono le difficoltà nel mercato italiano o estero che incontrate di solito? Le difficoltà inizialmente ovviamente, soprattutto in un settore che è di solito prettamente maschile, è che ti vedono sempre come solo magari la ragazza dell'amministrazione, però poi basta spiegargli, basta che ti lasciino parlare, insomma, e vedono che come tutti, basta se uno vuole fare un lavoro e si impegna riesce a farlo, anche se non è il tuo settore, se non è una cosa così naturale, però con gli anni le difficoltà sono sempre meno. La difficoltà di affrontare un mercato così complesso come la meccanica con una piccola impresa è un'opportunità per voi o ci sono delle difficoltà? Ci sono ovviamente delle difficoltà quando si è così piccoli ed è proprio per questo che noi puntiamo tanto a collaborare con altri, perché da soli, da piccolini si fa fatica, in tanti si ha più forza e ci crediamo molto, insomma. Noi crediamo molto nel gruppo sia all'interno della nostra azienda sia con le altre aziende, insomma.